Barbarigo, scuola paritaria, scuola media, liceo classico scientifico e musicale, istituto tecnico economico, istituto Barbarigo, scuola per crescere. Let us be together. So my name is Simon. I'm Simon. My second name is Maina. That is my African name, the one that was given by my mother. And I come from Kenya. You've heard of Kenya? Yeah. Yes, Kenya in East Africa. That's where I write 3 items. You write your name, then you write something that is fundamental for school. My name is Simon Maina, and I work as a coordinator of a program that advocates for the rights of children who are in need of care and protection in Kenya, and my profession is community development. So the activity that we are doing with the students here is to share my experience in school and also to share our experiences with schooling in Kenya at the moment and the activities that we are doing with the community to make schooling better in Kenya. My name is Gadhoni. Like Simon, I come from Kenya. I work in an organization called St. Martin, which is an organization that deals with vulnerable groups of people by involving in the community. We have been running this program with Fondazione Fontana for more or less 6 years. And every year we try to focus on a social issue that applies both in Kenya and in Italy. And this year we are discussing about the Millennium Development Goal on education. So the idea is to help students understand a specific issue from their specific context, but also to understand that the same issues that they're dealing with are the same issues we deal with, despite the fact that we are from a different part of the world. Questo progetto si chiama Partecipazione ai Territori ed è un progetto che la Fondazione Fontana e il St. Martin stanno conducendo insieme, stanno proponendo alle scuole a Padova da 6-7 anni. E la Fondazione Fontana si occupa di attività con i ragazzi nelle scuole e di cooperazione internazionale, e questo è il progetto che fondamentalmente unisce i 2 campi di attività in maniera più completa. Il progetto è il percorso che andiamo a fare nelle classi, che è di 3 incontri di 2 ore ciascuno, è coprogettato insieme con i formatori del St. Martin, quindi è un progetto che non nasce né esclusivamente da noi né esclusivamente da loro, ma viene progettato insieme e condotto insieme in tutte le classi. Il percorso in sé è una sfida professionale e una sfida anche a quella che noi chiamiamo la diciamo così, cittadinanza globale. È una sfida professionale perché attraverso questo percorso ci mettiamo in discussione, si mette in discussione la Fondazione Fontana, si mette in discussione il St. Martin, e dall'altro c'è una sfida di costruzione di quello che per noi è l'obiettivo centrale di questo programma, che è la diffusione della cittadinanza globale.